Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È in corso lo sciopero dei benzinai anche nel nord-est come in tutto il paese. I benzinai, come sapete, si sono spaccati e quindi c'è la caccia ai distributori aperti. Lo sciopero, secondo una delle associazioni dei benzinai, dovrà durare soltanto un giorno e non 2 giorni, quindi quei distributori sono ovviamente diventati l'obiettivo di tanti automobilisti. Parleremo di questo, parleremo della tragedia sul Lago Rai per causa un'altra valanga, torneremo a parlare dello scandalo della corruzione a Santa Maria di Sala, tantissime notizie, tantissimi collegamenti con i nostri inviati nelle province del Veneto. Ma partiamo da un pauroso incendio che si è sviluppato questa notte in un'azienda ittica di lavorazione e stoccaggio ad Ariano Polesine. Vediamo le immagini. Siamo in provincia di Rovigo, a ridosso della strada statale Romea. Al momento non si hanno notizie di persone che siano rimaste coinvolte. Sono arrivati 35 vigili del fuoco da Adria, Rovigo, Este, Ferrara, Codigoro, Legnago, Cavarzere, con 3 autopompe, 6 autobotti, tra cui una cisterna chilolitrica, 2 autoscale, insomma operatori coadiuvati dal comandante e 2 funzionari che hanno iniziato le operazioni di spegnimento che finalmente sono riusciti a domare le fiamme di un capannone di quasi 5.000 metri quadrati, evitando la propagazione alla parte ancora non aggredita dal fuoco. Coinvolte dalle fiamme una cisterna di olio per il confezionamento del pesce con decine di ettolitri di olio e l'impianto fotovoltaico e gran parte di un altro settore dell'azienda. Danni ingentissimi, non sono al momento note le cause di questo rogo. Vediamo un altro incidente purtroppo sul tratto maledetto della A4, un tir si è accentrato il New Jersey. Stiamo parlando del tir sulla 4 e vediamo il servizio proprio su quest'ultimo incidente. Vediamo. Non è ancora pronto, e allora torniamo ai benzinai e vediamo che cosa sta succedendo. Dovremmo avere tra poco un collegamento con Sharon Di Carlo per avere gli ultimi particolari, ma vediamo comunque un servizio da Bassano del Grappa. Vediamo. La questione principale è partita dal prezzo medio dopo 2 settimane fa che sono state proclamate l'aumento delle accise e tutto quanto. Il prezzo medio è una cosa importante per stabilire un attimo i distributori che tipi di prezzi possono avere, perché la concorrenza comunque c'è, il prezzo è diverso, la qualità anche. Quindi vediamo di capire un attimo, dicono di mettere i cartelli all'esterno del prezzo medio, però fino adesso non abbiamo nessuna idea di come fare e cosa mettere all'esterno. Alcuni clienti però sono un po' arrabbiati. Ma posso capirli, però non devono arrabbiarsi con noi sicuramente. Il cliente, se si deve arrabbiare, no col gestore, perché il gestore il prezzo è comunicato dal marchio della pompa e non è il gestore sicuramente che fa il prezzo, ma tra accise, tutto quello che ci va dietro, il prezzo non lo facciamo noi. Dopo questo sciopero ce ne saranno altri? Vediamo cosa verrà fuori. Qua è un inizio, spero per non una guerra, però un inizio per un qualcosa, sperando risolutiva. Vi dicevo, è uno sciopero dimezzato, la categoria dei benzinai si è spaccata in 2, chi propende per la linea dura dei 2 giorni e chi invece sciopererà solo fino alle 19 di questa sera. Le associazioni sono riunite in questo momento anche in Veneto. Ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti. E per loro
Sì, direttore, eccomi, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, parlo piano perché siamo all'interno della sala della Confesercenti, partecipazione di, vedete, Cristian Roccaiende vi mostra le immagini di tanti gestori che sono qui presenti per spiegare questo sciopero dimezzato, momenti anche di tensione tra, possiamo dire, i giornalisti, insomma, che cercano di capire perché questi prezzi siano sempre così variabili e si alzino continuamente, e i gestori che cercano di spiegare le loro ragioni. E davvero ognuno dei gestori porta la sua motivazione. Ci spostiamo qui, Cristian, un po' fuori, così posso parlare un po' a voce più alta. Ecco, avete visto, il grande problema è il prezzo del carburante che si alza, e insomma la voce dei gestori, e qui avete visto ce ne sono tanti, è che i prezzi li stabiliscono le compagnie petrolifere, quindi molte volte nemmeno i gestori sanno quale sarà il prezzo del giorno successivo da poi comunicare agli automobilisti, perché arriva una mail la sera prima con il prezzo che la compagnia petrolifera impone. Su questo insomma c'è stata un po' di tensione durante questo incontro. Diciamo che comunque insomma la Confesercenti, l'avevi accennato e anticipato anche tu, direttore, ha deciso di dimezzare lo sciopero, quindi per la Confesercenti lo sciopero finirà questa sera alle 19 e non domani. Partecipazione di circa il 70%, ci hanno detto, degli impianti aderenti alla Confesercenti. Perché hanno deciso di dimezzare lo sciopero? Perché c'è stata una riduzione delle sanzioni, e questo va bene ai gestori. Ora sono dai 200 agli 800 euro, prima si arrivava addirittura a 6.000 nella bozza presentata dal governo, e poi perché le comunicazioni che vengono fatte al Ministero da parte dei gestori sul prezzo non sarà più praticamente ogni giorno come chiesto all'inizio dal governo, ma ogni 15 giorni, e questo insomma è ritenuto sufficiente per ridurre. Se volete possiamo anche tornare dentro, sentiamo un altro po' di discussione, però diciamo che questo è fondamentalmente il motivo della protesta. Insomma, lasciamo l'audio, sentiamo un attimo. C'è un fenomeno di illegalità che noi chiediamo che venga chiarito. Ripeto, noi non entriamo nei casi specifici, che non fa parte del nostro lavoro. Okay? Ci sono questi casi, a livello nazionale deve essere affrontato, perché i controlli devono essere fatti su questo. Detto questo, non possiamo sapere che tipo di accordo, contratto che ci sia tra quelli pakistani, come si veniva detto, o alcuni gestori, con le compagnie petrolifere o i privati. Non è il nostro compito. Sappiamo che c'è questo fenomeno di illegalità contrattuale e noi lavoriamo perché questo venga tolto. Quanti saranno in provincia questi impianti che hanno pakistani dentro? Io conosco i miei gestori, non conosco quelli che non sono iscritti alla FAI, non li conosco. Quindi che tipo di contratto hanno? Servizi? Continuate a chiederci cose che non siamo in grado di rispondere. Non è nel nostro interesse. Per segnalare che ci sono Conclusione, direttore, ci sono gli obblighi. adesso la questione che è stata sollevata è che ci sono molti impianti irregolari, cioè con contratti anche di lavoro irregolari, addirittura si dice con stranieri che prendono in gestione l'impianto, poi dormono all'interno dell'impianto, quindi insomma con regole sul lavoro che ovviamente vengono violate. Però insomma si sono scaldati i gestori quando è stato detto perché i consumatori, i clienti devono pagare prezzi che continuano a salire quando magari sembra che non ce ne sia motivo e quindi che ci sia questa speculazione. Ecco, qui diciamo un po' il nodo della questione, si dicono in un certo senso vittime anche gli stessi gestori. Mi pare insomma con un po' di confusione, ma di aver cercato di rendere un po' più chiaro quello che sta accadendo. Ecco Federico, riguardo allo sciopero dimezzato, no? Quindi la Confesercenti, chi aderisce alle Confesercenti resta diciamo chiuso soltanto per oggi fino alle 19. Dalle 19 in poi per il 70% quindi dei distributori scatterà la caccia a quelli aperti, perché gli altri sono chiusi, per cui si presume che molti impianti dalle 19 in poi oggi in Veneto saranno aperti, è così?
Esatto, riapriranno, anche se abbiamo fatto un po' in giro in città, ce ne sono già molti di aperti anche oggi, perché insomma ci sono quelli anche che o hanno deciso di non aderire allo sciopero oppure per varie ragioni rimangono aperti. Comunque dalle 19 sicuramente riapriranno molti degli impianti, certo, è così, soprattutto insomma in alcune province, credo meno in provincia di Treviso, dove diciamo è una minoranza quella che aderisce alla Confesercenti, quindi in provincia di Treviso è probabile che lo sciopero prosegua fino a domani sera alle 19. E quindi insomma caccia ai distributori aperti, quei benzinai che non hanno aderito allo sciopero, è uno sciopero un po' a macchie, a macchie di leopardo. Federico, un'ultima cosa, sentivo che parlavano del prezzo della benzina, dei rapporti anche con le società petrolifere. Si prevede che possano scendere questi prezzi che in altri paesi sono molto più bassi, tantissimi italiani in Alto Adige vanno a rifornirsi in Austria, così come tanti in Friuli Venezia Giulia vanno in Slovenia. Ti rispondo con quello che hanno risposto qui i rappresentanti della Confesercenti. È una domanda, ci hanno detto, è una domanda che dovete fare alle compagnie petrolifere, perché nemmeno i gestori sanno che cosa succederà ai prezzi. Loro sanno solo, ci hanno confermato, che più scende il prezzo della benzina, più loro guadagnano, perché il loro guadagno è fisso al litro, cioè 35 centesimi mi sembra, anzi 3 centesimi e mezzo al litro. Quindi più litri vendono, più guadagnano, quindi anche per loro se il prezzo della benzina scende è un vantaggio, però non sanno stabilire cosa succederà da domani in poi. È chiaro insomma che si cerca di far capire che sono poi le compagnie petrolifere che dettano le condizioni e decidono che strategie adottare anche per il futuro. Certamente, grazie molte Federico, buon lavoro, se ci sono novità ovviamente ci darai qualche aggiornamento. Intanto avevamo sentito gli automobilisti a poche ore dall'inizio dello sciopero, sentiamo cosa ci avevano detto nel servizio di Sharon Di Carlo, vediamo. Sta facendo l'ultimo rifornimento per queste 48 ore? No, solo che sono andato a prenderla dal meccanico e aveva poco gasolio, sono venuto a fare il pieno. Che cosa ne pensa di questo sciopero dei benzinai? Avranno delle ragioni anche loro. Che cosa ne pensa di questo sciopero? Fanno bene loro e fa male a chi deve girare. Cosa ne pensa di questo sciopero? Da che parte sta lei? Io sto dalla parte che devono abbassare il prezzo sicuramente, perché ormai diciamo che uno che è pensionato come me non è che fa tanta strada, ma ho lavorato fino a pochissimo tempo fa e so cosa vuol dire girare, insomma, cioè i costi sono diventati parecchio proibitivi oggi come oggi. Sarebbe giusto che togliessero un po' qualcosina, specialmente tutte queste accise che abbiamo in Italia, perché quelle sono veramente tremende. Questo sciopero ha incidenza sugli utenti? Non credo, anche perché gli scioperi si fanno tutto chiuso. Se uno sa che è aperto un'altra parte se ne frega e in qualche maniera va dall'altra parte. Da che parte sta? Dalla parte del governo o dalla parte dei benzinai? Vorrei che costasse 50 centesimi. Non è possibile, vero? No, credo, almeno se è vero quello che ci raccontano, che sia giusta la trasparenza, insomma. Anche perché un anno fa non superava nessuno, costava di più di adesso. Non so se ci hanno fatto caso. Siamo arrivati a 118 euro. Basta, non ce ne sta più perché è inutile insistere. Se fossero 68 sarebbe molto meglio. Con 50 euro potremmo andare a mangiare una pizza da qualche parte. E le voci degli automobilisti e degli autotrasportatori raccolte da Sharon Di Carlo. Vi dicevo ancora incidenti purtroppo sulle strade del Veneto, il tratto maledetto della 4, oggi vediamo qui il titolo del Gazzettino, il tir si schianta contro il New Jersey e prende fuoco, è stato chiuso il tratto maledetto della A4, siamo nei pressi di San Stino di Livenza. C'è stato purtroppo questa mattina un grave incidente a Cittadella, l'autista di uno scuolabus pare a causa di un malore si è schiantato contro un pullman, c'è una vittima, sentiamo da Cittadella Vanessa Banzato.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi da studio, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio nel luogo dove questa mattina attorno alle 8:10 si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale. Lungo l'SS 47 Valsugana siamo a ridosso della frazione di Pozzetto nel comune di Cittadella. A perdere la vita questa mattina Biagio Mugione di 63 anni che si trovava alla guida di uno scuolabus che proveniva da Pozzetto. Si è scontrato frontalmente contro un autobus di linea condotto da un cinquantenne di Galliera che arrivava invece da Bassano. Pare che all'origine dell'incidente stradale ci sia un malessere, un malore del 63enne. Appunto l'uomo non è più riuscito a guidare, a condurre lo scuolabus e si è scontrato in maniera violenta contro l'autobus di linea. Si diceva per fortuna non procedeva ad altissima velocità perché se no davvero le conseguenze anche per il conducente dell'autobus di linea sarebbero potute essere molto più gravi. Qui accanto a me si trova una persona che è stato il primo a soccorrere i due conducenti sia dell'autobus che dello scuolabus. Ci racconta un po' cosa è successo? Sì, ero in officina alle 8:05, ho sentito il clacson dell'autobus di linea e dopo subito ho sentito il botto del frontale e sono uscito, c'era già l'autista che seguiva l'autobus del scuolabus e con Leverino abbiamo aperto l'autobus scuolabus, però non era cosciente l'autista. Subito sono arrivati i 118 e assieme ai pompieri hanno aperto il portellone destro e lo hanno estratto dal portellone destro, però hanno constatato subito che non c'era più niente da fare. Insomma. Una situazione davvero drammatica lungo questa strada che tra l'altro si diceva è molto trafficata e tra l'altro la gente corre, inutile negarlo. È un pezzo di strada rettilineo e soprattutto quando si esce bisogna avere 100 occhi perché ne può succedere. A me ha fatto paura avendo visto il scuolabus, pensavo ci fosse qualche bambino dentro, però fortunatamente diciamo che la disgrazia è andata anche bene perché li aveva già scaricati qua alla scuola Pozzetto. Non è la prima volta che lei vedeva spesso passare questo scuolabus alla mattina? Lo vedevo quasi tutti i giorni perché usciva da qua e faceva la stradina bassa e andava alla rotonda qua e poi veniva su per la statale. Però stamattina purtroppo ha avuto un malore, è successo. Tra l'altro se non ci fosse stato l'autobus di linea il pulmino sarebbe finito dentro l'altra proprietà. Se non trovava l'autobus da fare il frontale, magari finendo dentro la roggia di là, magari però loro hanno constatato che fosse stato un infarto, quindi sicuramente per lui non c'era più niente da fare, però almeno non faceva il frontale con l'autobus. Ecco, vogliamo ricordare la statale 47 Valsugana in questo tratto è rimasta bloccata per diverse ore proprio per permettere tutte le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Sono stati portati via i mezzi, almeno il primo, intanto lo scuolabus, l'autobus di linea ancora lo vedete alle mie spalle, riaperta a senso alternato di marcia attorno alle 11 e attorno alle 11:30, quindi insomma adesso bisogna aspettare che venga liberata completamente la carreggiata per poi riaprirla. Se non avete domande da studio vi ricedo la linea. Grazie molte. Andiamo avanti. Un'altra tragedia in montagna dopo la morte della maestra di sci veneziana, la 35enne, che era stata travolta da una valanga a Cortina d'Ampezzo. Un'altra valanga, questa volta in Trentino Alto Adige, ha ucciso una ragazza sul lago Rai. Pensate che era sfuggita alla tragedia della Marmolada, come titola il Corriere del Veneto. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori. Un'escursione in montagna ieri pomeriggio si è trasformata in tragedia per una coppia a causa di una valanga. Arianna Sittoni, di 30 anni, ha perso la vita. L'uomo che era con lei, Guido Trevisan, 46enne, originario di Noale, è sopravvissuto, anche se al momento non si conoscono le sue condizioni. Quando sono arrivati i soccorsi era cosciente.
Una volta sorpresi dalla valanga, i due escursionisti si trovavano in Val Orsera, sul gruppo del Lago Rai, a 2100 metri di altitudine, nelle vicinanze del rifugio Caldenave di cui il 46enne è gestore. Arianna era residente in provincia di Trento, così come Trevisan. Il mancato rientro dei due, ieri pomeriggio, ha fatto partire la chiamata al numero unico emergenze, poi il decollo dell'elicottero del soccorso alpino con l'intervento degli operatori della stazione Bassa Valsugana. Quando li hanno trovati, Trevisan era salvo grazie a una bolla d'aria che si era scavato nella neve e che gli ha consentito di respirare. Era cosciente, con una ferita alla gamba. Per la trentenne, invece, non c'era più nulla da fare. Lutto nel mondo dello sport per l'improvvisa scomparsa di Patrizio Biglio, ex calciatore di Montebelluna. Da qualche anno viveva in Kuwait, dove era responsabile della Milan Academy, aveva soltanto 48 anni. Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Biglio, cresciuto nel nostro settore giovanile e dal 2011 allenatore della nostra scuola calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposi in pace, Patrizio. Con questo tweet il Milan ha voluto ricordare l'ex calciatore montebellunese Patrizio Biglio, 48 anni, prematuramente scomparso ieri per un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di alcuni amici che erano con lui a Kuwait City, dove l'allenatore viveva insieme alla moglie e al figlio. Il calcio entra a far parte della vita di Patrizio sin da quando è piccolo. Cresciuto nelle giovanili del Montebelluna, viene poi ingaggiato dal Milan. La sua carriera di calciatore lo porta a militare nel Monza, nell'Ancona e successivamente in diverse squadre della Gran Bretagna. Dal 2011 diventa responsabile della scuola calcio Milan in Kuwait. La scorsa estate collabora come direttore tecnico al Milan Summer Camp di Cortina d'Ampezzo. Al suo fianco l'ex giocatore e allenatore Diego Bortoluzzi. Quello che faceva era sempre molto allegro, divertito, divertente, aveva un gran bel entusiasmo, insomma, che sapeva trasmettere ai ragazzi e anche tra di noi e anche tra noi colleghi. Qualche settimana fa Biglio aveva avuto dei contatti telefonici per il Milan Summer Camp in programma quest'anno tra giugno e luglio sempre a Cortina e stava lavorando a questo insieme a Pietro Vierkovud. Avevamo in programma di passare 2 settimane quest'anno a Cortina, purtroppo così non potrà essere. Il dispiacere è forte, è una persona giovane, soprattutto che lascia ovviamente la cosa lascia senza parole. Più tardi avremo come ospiti nella seconda parte di Focus TG Riccardo Barbisan della Lega, Andrea Zanoni del Partito Democratico e Vivian Moro per il Veneto per le autonomie. Parleremo di corruzione, parleremo del possibile effetto domino delle inchieste sui comuni dopo lo scandalo di Santa Maria di Sala, mazzette e 6 arresti. C'è un fatto importante per quanto riguarda l'autonomia, è una riforma che sta prendendo piede e ormai c'è una coesione ovviamente di tutto il governo per arrivare all'obiettivo e il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una mozione del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco che ricompatta tutto il centrodestra, ma in sostanza tutto il Consiglio regionale a favore di quanto hanno deciso i veneti quel 22 ottobre del 2017. Vediamo. Si torna a parlare di autonomia a Palazzo Ferrofini, dove è stata approvata una risoluzione presentata sull'argomento dal vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. Sul tema dell'autonomia sono passati più di 5 anni, quasi 2000 giorni e ancora oggi vediamo qualche resistenza dall'apparato burocratico ma anche da qualche politico romano. Finco, come tanti altri veneti, ha spesso sentito parlare di autonomia da tanti candidati alle recenti elezioni politiche e ora ha deciso di chiedere conto di quelle promesse perché non rimangano una volta di più solo annunci da campagna elettorale. Siccome in campagna elettorale tutti i leader di partito sono venuti a promettere ai veneti l'autonomia, oggi noi chiediamo i fatti. Ci vuole concretezza, ci vuole onestà, ma soprattutto ci vuole rispetto nei confronti della popolazione di questa regione che ha votato in massa il referendum per l'autonomia, che è una delle regioni che più produce e più dà a questo paese e che ad oggi però ha ottenuto poche risposte.
La risoluzione proposta da Finco arriva dopo la levata di scudi dei governatori di molte regioni del sud, che hanno contestato duramente il pacchetto proposto dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Se oggi l'Italia va a 2 velocità non è per colpa dell'autonomia, perché ad oggi non ce l'abbiamo, ma per colpa della mala gestione di certe regioni del Mezzogiorno. E forse il federalismo, l'autonomia come noi la intendiamo, sarebbe veramente la soluzione migliore per rimettere in sesto questo paese da nord a sud e dargli veramente quella spinta necessaria per guardare al futuro. Ed è stato appena varato il portale dell'autonomia del Veneto, lo vediamo qui, un portale che consente a tutti di capire che cos'è l'autonomia e a che punto è il percorso verso l'autonomia. Vedete la home page e poi ci sono le tappe, ci sono gli atti ufficiali, c'è poi un'intervista a Mario Bertolissi, che è il capo della delegazione trattante dell'autonomia, e poi un'intervista a Elena D'Orlando e il punto del governatore Luca Zaia. Parleremo, vi dicevo, di corruzione nella seconda parte di questa edizione con Riccardo Barbisana, Andrea Zanoni e Vivian Moro. Direi di sentire nuovamente alcune dichiarazioni riguardanti questa inchiesta. Pensate che chi ha denunciato, un architetto veneziano ha denunciato il comune di Santa Maria di Sala e coloro che gli avevano chiesto una tangente, e così facendo ha rinunciato a 1.100.000 euro che gli sarebbero stati fruttati dalla vendita di un suo terreno. Su questo c'è Renato Cappoia in regia con Simone Merlo. Vediamo il punto della situazione con il servizio su uno degli indagati. Anzi, diamo cosa ha detto l'avvocato di Nicola Fragomeni, l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, che è tra coloro che sono stati accusati. Vediamo. È molto determinato per quanto riguarda il suo animo. Intende difendersi, intende dimostrare che non ha mai preso un euro in tutte queste vicende, cosa che tra l'altro emerge già dalla lettura della copiosa ordinanza del GIP di Venezia. In sostanza si parla di una serie di ipotesi di reati, però di fatto una tangente in concreto non è mai stata riscontrata. Tantomeno, ovviamente io non parlo degli altri imputati, tantomeno per il signor Fragomeni. Non c'è prova che egli abbia mai ricevuto la promessa di un compenso per i vari fatti che sono contestati nell'ordinanza, e di questo intendiamo ovviamente chiedere conto alla Procura di Venezia, cioè saranno loro che dovranno dirci in concreto quale utilità egli abbia percepito. Non basta semplicemente parlare di una tangente per affermare che questa sia stata promessa effettivamente. Totale stranità a questi fatti, cioè di fatto il signor Fragomeni non ha ricevuto né la promessa né in concreto alcuna dazione di denaro o di altra utilità. Questo lo può scrivere tranquillamente, perché è già nell'ordinanza emerge questo. Torneremo sullo scandalo di Santa Maria di Sala nella seconda parte di questa edizione con gli ospiti, ma adesso ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois a Peseggia di Scorzè, dove i lavoratori dell'AkzoNobel sono mobilitati perché l'azienda svedese ha deciso di delocalizzare e licenziare. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. La manifestazione è cominciata alle 11 di questa mattina di fronte proprio allo stabilimento dell'AkzoNobel di Peseggia, dopodiché si è spostata attorno alle 11 di fronte al municipio di Scorzè. Peseggia è una frazione di Scorzè, municipio nel quale io ora mi trovo in compagnia del sindaco Nais Marcon, che ringrazio per l'ospitalità, e assieme a due rappresentanti sindacali che stanno seguendo il caso. Si tratta di Davide Stoppa della CGIL e di Cristina Gregolin della CISL.
Sono 50 le famiglie che stanno vivendo un momento di grossissima difficoltà, con un grosso punto interrogativo sul proprio futuro, non perché l'azienda vada male, ma proprio perché, come dicevi tu, direttore, l'azienda ha deciso di trasferire l'ultimo lembo di produzione che era rimasto qui a Peseggia in Svezia. In realtà si tratta dell'ultimo colpo, quello definitivo, di un processo che era già cominciato diversi anni fa con varie altre delocalizzazioni in India, in Germania, in Polonia. Sì, infatti da quando poi è subentrata la multinazionale AkzoNobel, in effetti un po' alla volta l'azienda ha deciso di delocalizzare all'estero quelle che sono le produzioni. Gli ultimi 10 anni ne ha già chiuse 3 di siti, tra cui l'ultimo questo di Peseggia, con 55 in realtà famiglie, di cui 50 sembra in esubero, però riteniamo che anche le altre 5 poi avranno grandi difficoltà ad andare avanti come commerciali. E sì, questo per quanto riguarda noi come sindacato è evidentemente inaccettabile, perché il fatto che ci siano le multinazionali che vengono al nostro paese, usano le nostre capacità, usano i nostri lavoratori, i nostri cittadini per poi trasferire all'estero le produzioni e lasciare qui in nulla, per noi diventa ovviamente insostenibile. Quindi vorremmo dire all'azienda che non può andare avanti in questo sistema, devono cambiare quella che è la loro idea e devono restare qui nel territorio, e non possono trasferire così le produzioni lasciando a casa 55 famiglie, anche perché è un'azienda, come si diceva prima, sana, un'azienda che sta facendo dei buoni bilanci, sta producendo bene, e quindi diventa solo una mera strategia finanziaria, e su questo noi non possiamo. Si tratta di uno schema che si ripete purtroppo spesso, l'abbiamo dovuto raccontare, e da questo punto di vista diciamo che la cosa non è locale, è proprio nazionale. Dovrebbe essere anche il nostro governo a prendere dei provvedimenti. Si sa che ci si sta lavorando, però intanto questi avvenimenti continuano a ripetersi. Sì, purtroppo questi avvenimenti continuano a ripetersi, ed effettivamente penso che bisognerebbe proprio a livello politico, a livello di governo, cercare di trovare anche il modo di poter mantenere le nostre eccellenze in Italia, perché ormai siamo stanchi di queste multinazionali straniere che vengono, si acquisiscono le nostre aziende, le nostre competenze, i nostri progetti, i nostri brevetti, e poi se li portano via all'estero, lasciandoci ovviamente con un pugno di mosche, lasciando i lavoratori per strada. Quindi l'importante sarebbe cercare di trovare un sistema per mantenere le nostre eccellenze in Italia e non basarsi solo sull'assistenzialismo per i lavoratori, perché qui in Italia si parla molto di assistenzialismo, ma non si parla di politiche vere e proprie per mantenere le aziende in Italia. Vi ricordo che avete appena sentito parlare Cristina Gregolin della CISL e Davide Stoppa della CGIL. Stiamo parlando della chiusura dell'AkzoNobel, una multinazionale che sposterà l'ultimo lembo di produzione che era rimasto a Peseggia in Svezia. Il sindaco Nais Marcon oggi ha incontrato i lavoratori. Che cosa può fare il Comune in una situazione di questo genere, in cui ci sono anche molte famiglie monoreddito che sono molto preoccupate del loro futuro? Beh, l'amministrazione comunale prima di tutto è fortemente preoccupata per questa situazione, proprio perché si rende conto che ci sono famiglie che hanno bisogno di sostentamento, che perderanno il loro sostentamento, e dal 1° giugno queste famiglie si troveranno per strada e dovremo pensarci noi come amministrazione comunale. Per questo per noi è importante essere vicini ai lavoratori e combattere con loro la stessa battaglia, perché questo vuol dire portare avanti una vita serena per famiglie che fino adesso si sono arrangiate e non sono mai venuti a chiedere niente, ma che se la situazione del mercato del lavoro a Scorzè. Abbiamo sentito tra l'altro molti lavoratori preoccupati, soprattutto quelli di una certa età, per così dire, che hanno superato la cinquantina, perché dice è difficile che ci assumano a questa età, visto che tra poco siamo vicini alla pensione ma non ancora arrivati. È proprio così. I giovani magari adesso trovano anche, perché si è riaperto piano piano il mercato del lavoro, ma gli anziani nessuno va in cerca di prenderli, e questi sono quelli che bisogna aiutare di più, perché questi hanno comunque famiglia impegnativa, perché se hanno 50-55 anni varranno ragazzi che stanno ancora studiando, che non si sono ancora sistemati e vedono lontana la pensione, quindi bisogna stare molto, molto vicino a queste persone e aiutare la ditta che porti avanti la situazione e non ce li lasci per strada, e trovi il modo, come ha garantito a me, di accompagnare le persone ad un nuovo posto di lavoro. La ditta mi ha detto questo, io conto che sia vero, anche se sono fortemente
scettica su questo, perché ho visto altre situazioni e non so come andranno a finire. Grazie. Bene, vedremo come andrà a finire, incrociamo le dita e naturalmente continueremo ad aggiornarvi su quelli che saranno gli sviluppi di questa situazione. Nel frattempo io ringrazio i nostri ospiti, dal sindaco di Scorzè Nais Marcon a Davide Stoppa della CGIL e Cristina Gregolin della CISL. E direttore, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Filippo, mi interessava sapere dai rappresentanti dei lavoratori se cosa pensano spesso delle critiche che rivolgono le multinazionali in queste circostanze. Dicono ce ne andiamo perché c'è scarsa produttività, perché spesso ci sono agitazioni, ci sono problemi sindacali, cioè se ci sono problemi anche legati alla lentezza della giustizia. Sappiamo quanto durano le cause civili. È uno scaricabarile o c'è qualcosa di cui voi avete riscontri? Sì. Chiedevo il direttore di chiedervi se da parte dell'azienda ci sono state delle critiche proprio al sito in quanto italiano, dicendo c'è scarsa produttività, oppure ci sono troppe richieste sindacali, oppure ci troviamo in uno stato in cui la giustizia funziona a rilento, per cui abbiamo più difficoltà, insomma dalle altre parti va meglio, per cui per questo dobbiamo andarcene, si scarica diciamo il barile. Ma diciamo che allora niente di particolare, nel senso che poi soprattutto anche l'azienda è un'azienda che comunque andava bene e anche come rapporti sindacali non ci sono mai state grosse tensioni. L'unica cosa che ci hanno evidenziato è il fatto che le attività fatte dalle aziende a Malmo, appunto, sono diciamo un po' più produttivo come sito per il fatto che è più innovativo. Il problema è che è più innovativo però perché lì hanno fatto gli investimenti, mentre da noi li hanno lasciati andare da troppi anni, è da circa 10-15 anni che non mettono mani agli impianti. Quindi diciamo ce l'hanno detta così, però la risposta è questa. Certo. Direttore. Grazie molte, grazie, buon lavoro Filippo, grazie molte, grazie. Allora adesso ci collegheremo tra poco con Sharon Di Carlo, con un altro collegamento in diretta, perché sapete cosa è successo a Fara di Soligo e in altri paesi dove c'è stata una razzia di furti senza precedenti e i comuni sono corsi ai ripari con aumento del numero delle telecamere, addirittura qualcuno ha chiesto l'intervento dell'esercito. Tra i sindaci più agguerriti contro la malavita e contro questa criminalità c'è il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Diamo la linea a Sharon Di Carlo. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti voi telespettatori di Rete Veneta. La cronaca ci porta ancora una volta di furti nelle case. Sì, ve l'abbiamo detto noi, ma ce l'avete raccontato soprattutto voi, cittadini spettatori, con le vostre testimonianze. La Marca, gennaio e dicembre, colpita in maniera durissima, in maniera molto critica dai furti nelle case. L'ultimo episodio ieri, dove una banda ha tratto una palazzina in via De Gasperi. Noi oggi ci troviamo a di il sindaco Perencin. Buongiorno ai telespettatori. Come raccontava il direttore sindaco, lei 20 giorni fa ha scritto una lettera al prefetto per chiedere maggior sicurezza nella zona. Intanto, com'è andata? Sì, io a seguito di una serie di furti anche abbastanza importanti che ci sono stati nel mese di dicembre, soprattutto la notte di Capodanno, ho scritto una lettera al prefetto, a questore e comandante provinciale dei Carabinieri per chiedere maggiore forza dell'ordine, maggiore presenza di forze dell'ordine nel territorio comunale. Devo dire che la richiesta è stata fin da subito presa in mano, è stata accolta e da subito sono iniziate tutta una serie di pattugliamenti e di attività in supporto anche alle forze dell'ordine locali e quindi ai delle nostre caserme, perché è stato messo in campo anche il 4° battaglione Mestre e quindi sono iniziate tutta una serie di attività di pattugliamento e di prevenzione, ecco, nel territorio comunale, ma non solo, perché poi l'area interessata è stato tutto il quartier del Piano. Periodo di
sono accaduti altri episodi? Ma fortunatamente no, probabilmente anche la forte presenza di forze dell'ordine nel territorio comunale, i posti di blocco che sono stati fatti e la grossa attività preventiva ha fatto sì che anche questi delinquenti probabilmente desistessero o si spostassero in altre zone. Io devo dire che la popolazione è stata per un periodo anche molto arrabbiata, oltre che spaventata, proprio per la violazione anche della privacy, perché questa gente che entra in casa è una roba veramente che non sta né in cielo né in terra, è una cosa oscena. Io sono stato toccato ai primi di dicembre personalmente, quindi anch'io ne so qualcosa, e quindi c'erano due sentimenti, rabbia e paura. Fortunatamente, ma su questo insomma spero che veramente siano finiti, perché è stato veramente un mese molto impegnativo e molto difficile. I cittadini si sentono più sicuri oggi? La presenza c'è e ci sarà anche nelle prossime settimane. Noi abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi, anche una serie di investimenti importanti che sicuramente hanno aiutato e stanno aiutando anche le forze dell'ordine con il posizionamento di una serie di telecamere che sono andate ad implementare le già presenti nel territorio comunale, ed altre da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Quindi abbiamo fatto anche un grosso investimento e faremo un grosso investimento anche per quanto riguarda di videosorveglianza. È chiaro che la presenza di forze dell'ordine nel territorio comunale dà una maggior sicurezza al cittadino. Se io continuo sempre a dire di non abbassare la guardia e di strano e sospetto al 112, solamente se si interviene riusciremo a far desistere questi delinquenti. Sindaco, Sharon, grazie, chiudiamo qui perché ci sono dei problemi nell'audio e nella ricezione. Ringraziamo molto il sindaco Mattia Perencin e poi ovviamente lo sentiremo in altre occasioni. Grazie a Sharon Di Carlo in diretta da Farra di Soligo. Grazie molte, grazie. Allora, pubblicità, breve stacco pubblicitario e poi riprendiamo qui in studio con gli ospiti. Di nuovo in diretta con Focus TG, la parte dedicata al dibattito con gli ospiti in studio. Oggi ringrazio e saluto Riccardo Barbisan, consigliere comunale della Lega a Treviso, capogruppo della Lega a Treviso. Grazie ad Andrea Zanoni, consigliere regionale per il Partito Democratico. Grazie. Buongiorno a tutti. E l'assessore Vivian Moro, assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Roncade. Grazie. Veneto per le autonomie. Veneto, tangente in municipio, abbiamo titolato questa parte, si rischia un effetto domino. È sconcertante aver saputo che un imprenditore, grazie ad un imprenditore, un architetto veneziano, che ha capito che avrebbe dovuto dare la mandola, così si chiama a Venezia, per un'operazione di vendita di un terreno che aveva ereditato dalla sua famiglia, non ha perso tempo, è arrivato all'appuntamento clou con un registratore, ha registrato tutto quello che è stato detto, l'operazione è stata chiamata Delta Black, e questo fatto risale al 2017 e da lì sono partite le inchieste, le intercettazioni e poi gli arresti di pubblici funzionari. Barbisan, ecco, si rischia un effetto domino, cioè i comuni sono talmente vulnerabili, possono essere diciamo, teatro di vicende di questa proporzione, perché ovviamente è anche una questione di discredito delle amministrazioni pubbliche. Sappiamo la gran parte non ha nessun problema di questo genere, però bastano poche mele marce per infangare un po' tutte le istituzioni locali. Sì, no? Questo è il pericolo che si corre, e poi la gente fa poca distinzione tra se sono politici, se sono tecnici o se, come in questo caso, forse sono entrambi, eccetera. Ecco. E quindi io credo che ci voglia grande attenzione dal punto di vista. Penso che i comuni in parte stiano facendo anche, mettendo in essere delle politiche sulla legalità importante, ma sa, come mi diceva una persona abbastanza nota a questo pubblico, non è se è il project financing, per esempio, non è in sé lo strumento
utile per rubare, è la gente che utilizza lo strumento che è o furfante o non lo è. Questo me lo diceva il presidente Zaia, per esempio, no? Quindi è tutta una questione di persone. Chi sono le persone? Si possono fare le operazioni immobiliari, le opere pubbliche più straordinarie senza rubare un euro. Si possono riparare le buche per strada prendendoci sopra i soldi indebitamente. Ecco, quindi è una questione di persone. Da questo punto di vista chiedo anche, così ci approssimiamo a delle elezioni amministrative probabilmente in maggio. Ecco, andate a conoscerli personalmente i candidati, informatevi su quello che hanno fatto nella vita, sulla fedina penale, diciamo sul fatto se siano delle persone specchiate o meno. E credo che ci voglia anche un di più così da parte dei cittadini di controllo, di non abdicare alla funzione che ha la cittadinanza nel controllare la classe politica. Questo non vuol dire che dobbiamo stare attenti, cioè diventare ossessivi o paurosi o vivere con un giustizialismo che vede il ladro in ogni angolo di strada. Però il disinteresse dei cittadini su questo non aiuta. Sì, tanto va bene, ecco, perché se tu non ti occupi di politica, no, si dice tanto la politica si occupa di te. Ecco, e quindi io credo che se anche la classe politica sente che nei cittadini nasce, cresce e migliora un desiderio di trasparenza, di legalità che comunque insomma nei comuni veneti è diffuso, però poche mele marce possono mettere in crisi un sistema e questo allontana anche investitori esteri che volessero investire nel Veneto. Queste brutte notizie fanno pensare a chi potesse scegliere il Veneto per i propri investimenti dall'estero che forse non è un territorio dove investire, qui ce ne rimettiamo in occupazione, in sviluppo, in economia. Questo è forse uno dei dati insomma, di cui tenere più in considerazione. Allora, tra gli arrestati, ex sindaci, e poi costruttori, funzionari pubblici e tra i costruttori c'è anche Mauro Cazzaro, un importante costruttore trevigiano, il cui interrogatorio di garanzia si svolgerà questo sabato. Vediamo. È fissato per sabato a Venezia l'interrogatorio del costruttore di Tre Baselleghe Mauro Cazzaro, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di riposo di Santa Maria di Sala nel Veneziano, che ha coinvolto 2 ex sindaci, manager e funzionari. Un rapporto stretto, quello tra la Cazzaro Costruzioni e la marca trevigiana. L'impresa non ha realizzato solamente il bosco verticale progettato dall'archistar Stefano Boeri, ma sta portando avanti in centro a Treviso un altro cantiere di pregio in piazzetta Sant'Andrea e si appresta a partire con un altro intervento ancora in via Montello. In quelle occasioni che ho avuto modo di confrontarmi con Cazzaro e con la sua azienda per quanto riguarda le operazioni fatte nel comune di Treviso, sono state operazioni assolutamente trasparenti e regolari. Conte non ha motivo di pensare che i cantieri in corso possano subire una battuta d'arresto, né ha dubbi sul discusso bosco verticale. Da presidente dell'Anci Veneto si rivolge semmai ai sindaci. Non ci sono margini per dire si lavora rispettando le regole o si lavora non rispettandole, non c'è discrezionalità sul tema, si lavora esclusivamente nel rispetto delle leggi e delle regole. La cautela rispetto ai fatti di Santa Maria di Sala è trasversale nel mondo politico trevigiano. Che l'aspetto più preoccupante della vicenda è appunto il coinvolgimento della cosa pubblica, insomma del bene comune, dell'amministrazione locale. Quando le cose ti accadono e ti accadono molto vicino e vedi che ci sono persone che assolutamente poi viene dimostrato che non hanno fatto nulla, che comunque vengono messe agli arresti domiciliari perché c'è comunque un pericolo di inquinare le prove. E quindi sono estremamente prudente. Chi poi in Italia rischia e fa impresa, eccetera, credo che debba mettere in preventivo anche queste cose qui, nel senso che le variabili ormai sono tante e molte sono le persone che hanno voglia di galoppare certe cose. Io
rimango garantista e mi auguro che poi la verità venga fuori. Abbiamo la magistratura che starà facendo il suo corso, come sappiamo lo fa in modo adeguato e preciso, quindi io sono dell'idea che sì, ovviamente oggi si è alzato un polverone, questo polverone andremo a vedere quando sarà il momento chi ha effettivamente le responsabilità del caso. Ecco, ha detto ieri Andrea Zanoni, il procuratore capo della Repubblica Bruno Cherchi, che non si sarebbe arrivati a questi provvedimenti senza le intercettazioni, cioè non sarebbe stata scoperchiata questa vicenda se le intercettazioni di cui si parla tantissimo non fossero state utilizzate. E sì, il ministro Nordio ha detto anche ieri che non sono le intercettazioni ad essere limitate, ma l'abuso delle intercettazioni, e quindi intercettazioni che non sono rilevanti penalmente non vanno pubblicate. In presenza di ordini di custodia cautelari è chiaro che la vicenda è talmente grossa e le prove sono talmente schiaccianti, con cimici che sono state sistemate dappertutto, che non si può in questi casi non fare i nomi delle persone che sono state indagate, no? Sì, casi come questo, anche quelli relativi all'arresto di Mattia Messina Denaro, ci dicono quanto importanti siano le intercettazioni. Io sono contento che il ministro Nordio in qualche modo abbia fatto un passo indietro. In campagna elettorale addirittura parlava di abolizione delle intercettazioni, l'altro giorno diceva le dobbiamo consentire per reati di mafia e terrorismo. Adesso, anche grazie a questi eventi che hanno portato all'interessamento dell'opinione pubblica, ci rendiamo conto che le intercettazioni servono e servono sempre. Qui si tratta di reati di corruzione e relativi alla corruzione, e quindi di reati per i quali senza queste intercettazioni sia telefoniche sia ambientali, perché hanno messo delle cimici addirittura nei bar dove facevano degli incontri, non saremmo giunti a scoperchiare questo pentolone che ci auguravamo facesse parte del passato. Purtroppo l'Italia, parlo in generale come Stato italiano, è considerato nelle classifiche dei paesi dove c'è molta corruzione ai vertici. Questo lo è perlomeno nei 27 Stati membri dell'Unione Europea, quindi non è da meravigliarsi se accadono eventi come questi. Io devo dire che c'è il rammarico perché accadono questi eventi, ma c'è da essere anche orgogliosi di una magistratura che nonostante tutto funziona, di una polizia giudiziaria che fa il suo dovere, e dico nonostante tutto perché dobbiamo ricordarci che in Veneto, in particolare nei tribunali di Venezia e di Treviso, abbiamo una carenza di organico importante, sia di magistrati ma soprattutto di personale amministrativo, che è quello che poi aiuta i magistrati a lavorare alle indagini, a spulciare le carte, a sbobinare le registrazioni, a individuare poi queste ipotesi di reato così importanti per portare a galla questi eventi e per lottare contro la corruzione. Sono mele marce, ma sono quelle mele marce che creano un danno molto importante alla qualità della vita dei cittadini in generale, perché da questi atti abbiamo che le imprese oneste poi non riescono a fare il loro lavoro, i liberi professionisti onesti non riescono a fare il loro lavoro perché c'è chi li sorpassa grazie a questi meccanismi perversi. Devo dire che l'altra cosa importante è che tutto ciò si è saputo grazie alle testimonianze, l'abbiamo sentito da lei, direttore, adesso quando ha fatto l'introduzione, di chi ha preso coraggio e ha denunciato quello che è accaduto. Io ricordo altre dichiarazioni che sono state fatte dal procuratore Cherchi in audizione della Commissione Legalità in Consiglio regionale, dove tra le varie cose diceva che purtroppo sono ancora pochi, per quanto riguarda i reati di mafia, quegli imprenditori che prendono coraggio e vengono a denunciarci questi fatti. Quindi qui va fatto sicuramente un plauso alla magistratura, alla polizia giudiziaria inquirente, ma anche a quel cittadino che ha denunciato questo fatto.
Allora, riepiloghiamo la vicenda in questo servizio della nostra redazione. Professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa, iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno. Infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima estranei alla vicenda. Gli arrestati sono Nicola Fragomeni, 2 volte sindaco di Santa Maria di Sala, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco Brugnaro. Ugo Zamengo, anche egli ex sindaco e attuale consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Gli imprenditori padovani Battista Camporese, direttore generale di Villa Maria Casa di Cura con sede a Padova e con diversi passati incarichi di rilievo in molte strutture sanitarie. Mauro Cazzaro, ex presidente di Ance Padova, titolare di Cazzaro Costruzioni SRL, azienda di Trebaseleghe che opera principalmente tra Padova e Treviso. C'è poi il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria di Sala, il geometra Carlo Paiaro, e l'architetto di Santa Maria di Sala, Marcello Carraro. Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del comune di Venezia. La procura ha parlato di un sistema. Il sistema nel senso che ci sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi si tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi. Ancora, naturalmente, non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale, se e quando si arriverà a un dibattimento completo. Ma l'indagine, svoltasi mediante servizi di osservazione, pedinamento e intercettazione definite dal procuratore fondamentali, riguarda anche l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60.000 euro. Servizio Ilaria Marchiori, poi sono emersi altri particolari, per esempio i bonus Covid e poi le mascherine, insomma tutti i traffici così. Alla luce del sole, via Moro, quello che stupisce un po' è la disinvoltura con cui questi reati sono stati commessi, proprio la richiesta di soldi in un bar, sapendo, probabilmente presupponendo che ci sarebbe stata una impunità totale, che nessuno se ne sarebbe accorto, e nessuno se ne sarebbe accorto se non ci fosse stato il cittadino onesto, l'architetto veneziano, che ha detto ma stiamo scherzando, ha registrato ed è andato dai carabinieri. No? E questo è l'aspetto che un po' sorprende, dopo tutto quello che è successo da Tangentopoli in poi, ancora chi crede di poterla fare franca sempre e comunque, no? Sì, questo di solito avviene quando si perpetuano anche per anni dei sistemi di collusione fra quello che è il potere e quanti se ne servono per portare a casa benefici, insomma, per sé o per chi gli sta vicino. È evidente che un sistema del genere e una tale anche tranquillità, se vogliamo definirla così, di chi ha continuato a perpetuarla negli anni, significa che sono ormai comportamenti consolidati
consolidati e che probabilmente la rete si allargherà ulteriormente rispetto a quelli che sono i nominativi che abbiamo oggi. Quindi da questo punto di vista, ecco, ripeto un concetto che tendiamo sempre a sottolineare spesso, cioè il fatto di dire che quando si è garantisti bisogna esserlo nel suo assoluto, diciamo, ovvero essere in questo caso garantisti nei confronti dell'esecuzione della pena, perché la corruzione penso che sia uno dei reati peggiori di cui può macchiarsi un pubblico ufficiale o comunque sia una persona che attraverso il suo incarico ovviamente ha a che fare con la cosa pubblica e deve amministrarla nel migliore dei modi. Altresì, ecco, non entro nella specifica della situazione perché in come tanti altri casi invece ecco, tendo anche ad essere garantista dall'altro lato, cioè a ovviamente esprimere un giudizio nel momento in cui la sentenza è definitiva, perché su questo ecco, tanto bisogna essere duri, inflessibili rispetto a reati di questo tipo, quanto bisogna anche stare un po' attenti, ovviamente, perché adesso c'è un'esplosione, un boom mediatico, però ricordo che quando anche si parla di pubblica amministrazione molto spesso si parla anche di reati, per esempio dell'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio attraverso anche la legge Severino è diciamo, un reato che è molto generico, di cui però una cosa mi aveva colpito quando nel maggio scorso avevamo fatto come Veneto per le Autonomie un incontro proprio con il futuro, insomma, ministro Nordio per il referendum sulla giustizia. Ecco, era emerso che riguardo all'abuso d'ufficio, per esempio, su 9 casi, 8 nei secondi gradi di giudizio venivano poi invece assolti e quindi si arrivava a delle sentenze di non colpevolezza. Allora vi rendete conto che un amministratore pubblico, per esempio, che viene indagato per abuso d'ufficio decade immediatamente dal suo ruolo, la vita gli viene rovinata perché è evidente che poi quello che subisce anche da un punto di vista pubblico è tremendo, ma 9 casi, ok, di indagati, 8 poi risultano non colpevoli e questo è gravissimo. Quindi ecco, ora sembra di capire che comunque rispetto a questa fattispecie ci siano elementi piuttosto importanti, però ecco, tenderei insomma, ad aspettare che si concludano le indagini. Bene, allora andiamo brevemente in pubblicità e poi torniamo, parleremo di autonomia, di amministrativa e di politica locale. A tra pochissimo, grazie, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, in regia Renato Cappoia e Simone Merlo. Abbiamo parlato di corruzione, passiamo invece all'autonomia. È stata approvata in Consiglio regionale una risoluzione proposta dal vicepresidente Nicola Finco perché il Consiglio regionale vada avanti compatto per favorire diciamo, la realizzazione di una riforma che i veneti hanno votato 1921 giorni fa. E c'è il nuovo portale della Regione del Veneto sull'autonomia. Cosa significa la richiesta delle 23 materie da parte del Veneto? Sentiamo cosa dice il professor Mario Bertolissi, che è il capo della delegazione trattante. Vediamo. La Regione Veneto ha chiesto 23 materie, cioè tutte quelle consentite. Siamo nell'ambito di un negoziato. Chiedere non significa ottenere, significa semplicemente che prima di decidere su quali competenze davvero ritenere di doversi attestare, è indispensabile prendere visione nella dialettica con lo Stato di tutto ciò che appunto la Costituzione consente. Me la cavo con una immagine. Se io vedo un vestito esposto in vetrina, non è che lo acquisto senza averlo indossato, perché potrebbe essere di una misura sbagliata. Quindi chiederle 23 vuol dire guardiamo e dopodiché vediamo dove troviamo i punti di accordo.
Mario Bertolissi, ci sono tante interviste, approfondimenti sul portale della Regione sull'autonomia. Riccardo Barbisan, a che punto siamo? C'è molto ottimismo, Calderoli ha detto andiamo avanti, nel 2024 dopo il LEP ci arriveremo, Salvini ha detto addirittura la si potrà avere nel 2023. Direttore, dipende cosa intendiamo. Se noi intendiamo il progetto di legge che è all'attenzione o quasi all'attenzione del Consiglio dei Ministri, validato, diciamo, approvato dal Consiglio dei Ministri, probabilmente potremmo essere vicini a questo traguardo. Se intendiamo invece l'approvazione alle Camere siamo un po' più lontani, se intendiamo all'esecuzione dell'autonomia e il fatto che i cittadini se ne accorgano nella loro vita di tutti i giorni siamo ancora un po' più lontani, però siccome ormai è tanto che aspettiamo, io credo che a un certo punto questo governo dovrà dimostrare. Tanti voti sono stati presi da Giorgia Meloni in Veneto. Non è più vero che il fortino elettorale della destra nazionale è il centro e il sud Italia, o almeno non è più solo vero questo, è vero anche che hanno preso molti voti al nord. E credo che tra le richieste dei cittadini del Veneto e i cittadini del Nord che hanno votato Giorgia Meloni ci sia anche la riforma in senso federale e autonomista di questo Stato. Quindi adesso noi della Lega abbiamo sempre avuto una posizione chiara e inequivocabile, ora è il Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Calderoli dice che la bozza di progetto di legge è pronta, di averla rivista viste le critiche fatte. Ho sentito che il Presidente Zaia parla di una riforma che è a costo zero per la finanza dello Stato, cioè noi chiediamo di ottenere delle deleghe, di trattenere dei soldi pari a quelle che oggi lo Stato ci dà per attuare quelle deleghe, quelle competenze in nome per conto proprio e non più che ci siano gestite dallo Stato, questo a saldi zero per la finanza pubblica. Gli eventuali risparmi poterli trattenere per investire in migliori servizi per i cittadini. Ecco, questo è quello che vogliamo. Poi, se diventa anche questo questione di mercanteggiamento politico, decideranno gli elettori. Però vista l'ampiezza del risultato di Fratelli d'Italia, ecco, si tenga conto, e lo dico pure io non avendo votato Fratelli d'Italia ma avendo votato Lega, che c'è un elettorato che esprime questa ansia, questa tensione verso l'autonomia e che crede che uno Stato federale possa avere meno sprechi e più servizi per i cittadini. Allora, Andrea Zanoni, ieri non c'è stato scontro in Consiglio, anzi la minoranza si è astenuta, no? Quindi non c'è stata un'opposizione a questa mozione di Nicola Filippo. Sì, perché noi dell'opposizione Partito Democratico abbiamo dato un voto di astensione perché di fatto siamo a favore dell'autonomia, avremmo delle idee diverse sulle materie. Come Partito Democratico è stato proposto di iniziare intanto con 7 materie, 23 materie ci sembrano veramente tante e quindi diciamo che sul principio siamo d'accordo, sulla quantità invece abbiamo qualche dubbio perché 23 materie sono veramente molte, quindi ci chiediamo se abbiamo le risorse, le professionalità, le competenze e l'esperienza per trattare tutte assieme queste materie. Io ieri sono intervenuto in aula e ho fatto alcuni esempi. Per quanto riguarda la sanità, dove abbiamo già un'autonomia molto importante, abbiamo ancora delle grosse difficoltà. Stiamo seguendo la questione dei medici di medicina generale, dove abbiamo una carenza di circa 500 medici a causa delle borse di studio che non sono state fatte ai livelli di altre regioni. Siamo ultimi in classifica come borse di studio che sono necessarie per formare i medici di medicina generale, come poi anche
sempre parlando di sanità, le liste di attesa, abbiamo delle liste di attesa veramente molto importanti. Se vuoi una visita specialistica con la sanità regionale abbiamo veramente mesi, se non anni di attesa, e quindi dopo i cittadini sono costretti a rivolgersi al privato. Oppure anche sulle infrastrutture, noi abbiamo un'opera fatta in casa che è la substrada Pedemontana-Veneta, che purtroppo con l'ultimo bilancio ci ha fatto il regalo di un buco di 55 milioni di euro. Perciò abbiamo qualche elemento che ci dice che bisogna stare attenti a volere tutte queste materie, perché poi bisogna saperle anche gestire. Ecco, quindi in concreto siamo a favore dell'autonomia, ma dobbiamo fare molta attenzione, perché non bisogna fare il passo più lungo della gamba, perché poi può capitare l'incidente. Allora, adesso andiamo da Vivian Moro, però prima vediamo, a proposito di risorse, di quanto l'autonomia può sostenere poi un'economia del territorio. Vediamo anche la questione però dei prezzi, dell'inflazione e dei consumatori. Li ha sentiti a Marostica Luisa Bertini. Vediamo. Si va a fare la spesa, è tutto più caro. Anche sul cibo quindi si taglia? Sì. Su che cosa nel cibo lei ha tagliato? Ma oddio, la pasta, il pane, è quello che costa, perché la carne per esempio è quasi inavvicinabile. Sull'alimentazione? Su che cosa dell'alimentazione? Secondo me si rallenta sulla carne e anche i formaggi, anche se sono buoni. Sul caffè adesso che ho sentito che ha aumentato di 30 centesimi. I consumi sono minori, chi può permettersi ancora di spendere qualcosa in più, ma i costi sono talmente elevati che la storia è quella che è, insomma. È aumentato tutto dall'elettricità ai carburanti al mangiare, insomma si vede, non è che poi... E su cosa si tira la cinghia? Si tira la cinghia su quello che è meno necessario, chiaramente. Tipo, non so, tipo una vacanza in meno, un weekend in meno, una cena in meno. Gli aumenti maggiori lei su cosa l'ha notati? Sugli alimenti? Beh, oddio, sugli alimenti, in primis il pane, chiaramente, e dopo anche in seguito va a catena tutto quanto. Su tutto quel che riguarda alimentazione, carne, frutta, verdura, e io vo anche bene perché a casa, le dico subito, ho delle piante, e arance, mandarini e limoni, e sto da Dio. Allora, Vivian Moro, ovviamente molti cittadini dicono che il governo si deve occupare delle bollette, del togliere le accise, eccetera, invece pensa al presidenzialismo e all'autonomia, e si sottovaluta, credo, i vantaggi che sono anche sul versante così delle risorse che può portare l'autonomia, no? Lei poi di consigliere Rubinato, voi di autonomia vi siete sempre occupate, no? Beh, sicuramente non è che più di 2 milioni di veneti sono andati a votare sì per l'autonomia perché pensino che sia insomma una battaglia così velleitaria o di concetto. Quindi è evidente che in questo territorio è percepito come uno strumento per portare concretamente dei benefici allo sviluppo di questo territorio, benefici che sono sì per lo sviluppo di questo territorio, ma che a cascata ovviamente fanno da traino anche a tutto il paese, e questo ogni tanto andrebbe insomma sottolineato un po' di più. Vedo che sul tema, ecco, molte volte si è fatta molta confusione e a volte anche sui giornali nazionali la si fa volutamente, quindi per confondere, cercare di trattare il tema quale non è. E poi mi stupisco, ecco, sempre anche delle dichiarazioni che i leader, una volta che sono arrivati a livello nazionale, in qualche modo si copiano a vicenda, probabilmente per indorarsi una parte di elettorato che non sta seduta qui, ma che sta seduta in altre regioni d'Italia, raccontando anche delle bugie, perché nel momento in cui qualche giorno fa Calenda dichiara che chiedere l'autonomia, per esempio per gli affari europei, è una boiata, cito testualmente, mi domando, ecco, che idea anche così di rispetto dell'elettorato e di democrazia ci possa essere da parte di un leader politico.
E della Costituzione? Oltre che ovviamente dalla Costituzione, senza contare il fatto che è stato appunto votato in Europarlamento dalla circoscrizione del Veneto e pertanto a maggior ragione. E quindi su questo, senza voler essere noiosa, faccio due passaggi, cioè per esempio affari europei, che ci sembra una competenza magari un po' distante, che dovrebbe sembrare dello Stato. In realtà molte volte chi fa anche progettazione europea sa bene che moltissimi concetti, a partire da quello della sussidiarietà, ma non solo, sono proprio di derivazione europea. Cioè l'Unione Europea ha ben in testa il concetto che per calare le politiche o per concertare le politiche è del territorio che ha bisogno. Quando nel ciclo di progetto, anche di una progettualità europea, visto che se ne sta parlando tanto di PNRR ma non solo, c'è tutta una parte di coinvolgimento degli stakeholders, ma c'è un tema che è quello che l'Unione Europea chiede sempre, che nella progettualità ci sia il tema della sostenibilità, che non è intesa solo come sostenibilità ambientale, ma è intesa anche come economica e sociale e duratura nel tempo. Cioè io non è che quando ho finito il progetto i benefici finiscono là. In teoria dovrei dimostrare che quel beneficio che porto con quella progettualità poi riesco a portarlo avanti nel tempo. E questo come si può fare se non con una governance locale che ha delle competenze, delle risorse, delle capacità per portarle avanti sul territorio? Quindi davvero non riesco a capire come anche chi per esempio è stato europarlamentare non riesca a mettere insieme questi due concetti. Inoltre un altro che anche questo sembra sempre astratto e sulla luna, quando parliamo diciamo di accountability, di che cosa si intende? Si intende il render conto, cioè la capacità di chi amministra localmente di render conto delle proprie azioni. E se la spesa non è trasparente, trasparente cosa vuol dire? Vuol dire che io, cittadino, verso le tasse, so a chi le verso e so per che cosa le verso, cioè le verso per i servizi sociali, le verso per l'infrastruttura pubblica, ma devo anche sapere il centro di costo, il centro di spesa dove sta. Non sempre questa redistribuzione fumosa che non si capisce da dove parte e dove atterra. E questo è un concetto di derivazione europea. Allora, a chi viene a dire che in qualche modo o mi occupo delle relazioni internazionali o mi occupo di autonomia, perché le due cose sono in antitesi, francamente non sa di che cosa sta parlando. E quindi, insomma, se non si fosse capito, ecco, direi che continuo a intendere che l'autonomia non è solo per questo territorio, è il tema dei temi. Non c'è dubbio, la madre di tutte le battaglie, dice il presidente Zaia, e mentre si spera nel varo dell'autonomia ci sono appuntamenti importanti elettorali, le amministrative, Treviso, Vicenza e poi c'è la corsa alla segreteria provinciale di Treviso nella Lega e tra i candidati c'è Riccardo Barbisan. Sì, abbiamo scadenze elettorali importanti in provincia di Treviso, ma un po' in tutto il Veneto. C'è anche San Donà, che è la capitale del Basso Piave, diciamo, un centro molto importante. A Treviso ci apprestiamo a questa sfida che potrebbe essere i primi di maggio, adesso aspettiamo le date. Sappiamo già che voteremo sia domenica che lunedì, questo lo sappiamo mi pare da ieri perché è stato convertito il decreto al Senato, mi pare, e quindi i cittadini avranno a disposizione 2 giornate per votare fino alle 15 del lunedì. Spero che questo aumenti la partecipazione, dia la possibilità a più persone possibili di esprimere il diritto di voto, perché un sindaco sì, può bastare vincere, però più è suffragato da un'affluenza importante, maggiore è anche il carico di responsabilità e la legittimazione con cui compie le scelte che porta ogni giorno tra la gente. Quindi questo per noi è importante. Primo quindi l'appello ad andare a votare. Ecco, sappiatelo che il Parlamento e il Governo hanno riportato ad 1 giornata e mezza questa possibilità. Poi noi a Treviso candidiamo il sindaco uscente, candidiamo Mario Conte, saremo un'alleanza di centrodestra compatta e offriamo anche questo, diciamo,
di più di compattezza, nel senso che l'opposizione invece pare andrà per ognuno per i fatti suoi, ci saranno altri 3-4 candidati contro il nostro candidato sindaco. Credo che anche questo, la capacità di fare sintesi tra le varie posizioni politiche, possa essere diciamo ben valutato dai cittadini, oltre al fatto che il sindaco secondo me in questi 5 anni si è comportato bene, ha dimostrato una grande abnegazione nel lavoro svolto tutti i giorni, una grande empatia con i cittadini, specialmente nei periodi più difficili del Covid, un amore per la città che merita di essere premiato. Ancora uno stacco pubblicitario brevissimo, poi chiudiamo con Andrea Zanoni e vedremo un box realizzato a Bassano del Grappa su un'inchiesta del Gazzettino secondo la quale in Veneto c'è la fuga dalle nozze, pochissimi matrimoni, molti single, questa è, diciamo, è il succo di questa inchiesta. Vedremo cosa dicono i bassanesi. Pubblicità. Grazie. Ultima parte di Focus TG, Andrea Zanoni all'assalto del Partito Democratico di Vicenza, dove si ripresenterà il sindaco uscente Francesco Rucco, ma c'è ovviamente la candidatura di Giacomo Possamai. Sì, per noi ci sono sicuramente delle buone possibilità. Abbiamo un candidato che è molto conosciuto, è attuale capogruppo in Consiglio regionale, è giovane, ha delle idee nuove e può secondo me fare bene. Abbiamo una coalizione molto allargata, c'è a Vicenza voglia sicuramente di cambiamento, ci sono molti cittadini che non sono contenti dell'attuale, della passata amministrazione e pertanto penso sia una tornata elettorale che può darci delle concrete possibilità di successo. Tra l'altro veniamo da recenti risultati molto positivi come quello di Padova, poi quell'altro quasi inaspettato di Verona col nuovo sindaco Tommasi e quindi diciamo che Vicenza, ma direi, mi allargherei anche Treviso, possono diventare contendibili perché si è visto che nei capoluoghi c'è voglia di cambiamento e quindi questo potrebbe sicuramente aiutarci. Bene, seguiremo ovviamente tutte le amministrative e intanto vediamo cosa dicono i bassanesi di un'inchiesta che è stata pubblicata oggi dal Gazzettino, secondo cui si va verso la fuga dalle nozze in Veneto, pochi matrimoni, tanti single per varie ragioni. Sentiamo cosa dicono i bassanesi in questa carrellata di pareri raccolti da Monica Smith. Vediamo. Ormai nel nord-est non ci si sposa più. Pensate che secondo un'indagine realizzata dall'Osservatorio del Nord-Est per il Gazzettino, soltanto il 22% degli intervistati dice che la famiglia si fonda sul matrimonio. Per il 63% invece non sarebbe necessario sposarsi, ma per fondare una famiglia sarebbe sufficiente la convivenza. Che ne pensa? Sono sposata a luglio io, dopo aver fatto un bimbo e mi sono sposata. Quindi crede nel matrimonio? Mi sono sposata civilmente, in realtà, però sì, credo al matrimonio, è bello prendere un impegno. Ci sono pochi impegni che si prendono nella vita, scusate il bambino urla, però sì, secondo me è un bel impegno da prendere. Poi per carità, se uno non è convinto c'è la possibilità, cioè non è un obbligo, ecco. Perché sempre più giovani preferiscono la convivenza al matrimonio? Ma forse un po' l'insicurezza, forse non vogliono prendersi delle responsabilità in più di quello che sono, perché il matrimonio è una cosa più di responsabilità della convivenza secondo me e quindi magari i giovani preferiscono così, se uno si stanca uno va per conto suo, l'altro va dall'altra parte, voglio dire, il matrimonio diventa molto più complicato. Adesso i ragazzi convivono tutti, cosa ci può fare? Cambia il tempo, sono cambiati i tempi, non c'è più il matrimonio come una volta, perché quando si è sposati si prende un impegno e adesso però non esiste più. Adesso mi sono sposato, è mia o è mio e basta.
mentre non sposandosi hai sempre paura che se ne vada. Quindi sia il matrimonio? Sì, sia il matrimonio, che per me, io sono libera come opinioni. Per me va bene sia l'uno che l'altro, sinceramente non... Ma lei si risposerebbe? No. Proprio no. Dire la verità, tanti convivono per molti anni, quando si sposano, dopo pochi mesi si separano. Comunque io sono 47 anni che sono sposata, per me va bene il matrimonio, dopo ognuno può fare quello che ritiene opportuno. Sono soprattutto i giovani, insomma, che preferiscono la convivenza. Perché probabilmente il matrimonio è troppo vincolante, pensano così. Perché non c'è più voglia di sposare? Liberi, se sono così giovani, stanno un po' e poi vanno. Trovo che sia giusto entrambi, convivenza forse sì, senza essere obbligati al matrimonio, insomma. Perché convivenza? Perché se c'è fiducia e si sta bene assieme non bisogna per forza ufficializzare tutto. Matrimonio, no, convivenza, tutti e due. Non so. L'importante è? Andare d'accordo e essere innamorati. Ecco qua, quindi vi abbiamo dato conto di cosa pensano i bassanesi. Intanto una notizia che è arrivata adesso, visto che abbiamo parlato di amministrative, a Vicenza Rucco si rincandida a sindaco. C'è un lavoro da completare. Titola il giornale di Vicenza, era ormai chiaro che sarebbe stato Rucco, il sindaco uscente, a ricandidarsi, però mancava la conferma ufficiale ed è arrivata poco fa. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Riccardo Barbisan della Lega, grazie Barbisan, Andrea Zanoni del Partito Democratico, grazie e l'assessore Vivian Moro di Veneto per le Autonomie. Grazie a voi. Grazie a tutti, buona giornata, ci vediamo stasera alle 21:15 in diretta con Focus, arrivederci.